Un commerciante su 4, fra quelli controllati dalla Guardia di Finanza, non batte lo scontrino. Le Fiamme Gialle nel corso del 2013 hanno effettuato più di 25.000 controlli sul rilascio di scontrini e ricevute fiscali. Il 25% è risultato irregolare, ma è stato forte l'impegno in generale contro l'evasione. I militari hanno scoperto 253 milioni di IVA evasa e oltre 3 miliardi di euro sottratti alla tassazione diretta. L'anno precedente erano stati 2. Persiste il fenomeno dell'uso dell'emissione e dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e naturalmente una particolare attenzione sul fronte della spesa pubblica, perché non è sufficiente recuperare denaro all'erario se poi non si garantisce che il denaro venga correttamente speso. Denunciati 1.007 responsabili di frodi e reati fiscali, 21 gli arrestati per aver emesso fatture false o per aver distrutto scritture contabili. Particolare attenzione è stata dedicata all'evasione fiscale internazionale, che ammonta ad 1 miliardo e 800 milioni nel corso del 2013. Le cifre sono abbastanza indicative, rispetto a 3 miliardi di base imponibile segnalata all'Agenzia delle Entrate, 1,8 miliardi, quindi una percentuale sensibilmente superiore al 50%, deriva da fenomeni di evasione fiscale internazionale, il che ci segnala che è un fenomeno che si sta diffondendo in modo abbastanza veloce. 632 gli evasori totali scoperti in Veneto. Inoltre sono stati individuati 678 lavoratori in nero e 525 irregolari, impiegati da 433 datori di lavoro. A salvaguardia degli interessi erariali, ai responsabili di reati fiscali sono stati sequestrati beni mobili e immobili per oltre 90 milioni di euro.